Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, una grande battaglia, anzitutto culturale, per far ripartire un'azione di governo di centrodestra ancora più incisiva da settembre. Finora l'azione di governo è stata sicuramente soddisfacente, soprattutto in rapporto al contesto internazionale e alle condizioni storiche date, non sempre entusiasmante, ma un po' è fisiologico. Un po' invece questa di cui vi parliamo oggi è una battaglia anzitutto culturale, ma non solo, con ricaduta concreta nella vita delle persone e delle famiglie, anche entusiasmante. Parliamo del nuovo piano casa annunciato poche ore fa dalla Premier Giorgia Meloni, che è intervenuta al meeting di Rimini, un'iniziativa che lei stessa ha presentato anche per delega in strettissima collaborazione operativa col ministro Salvini, che è anche lui al meeting di Rimini oggi, partecipa a un panel proprio mentre vi stiamo parlando. Ecco, questo è esattamente un tema che dimostra un'inversione dell'agenda, delle priorità, dell'approccio, della visione di paese, del rapporto tra lo Stato e i cittadini, delle priorità programmatiche proprio, lo diciamo, lo riferiamo anzitutto come annunciato dalla Premier. Serve un clima culturale nuovo in Italia attorno alla famiglia, ha detto Meloni. Per questo motivo una delle priorità che affronteremo con il vice premier Matteo Salvini è quella di un grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie, perché senza casa è difficile costruire una famiglia. Una nota ufficiale poi della Lega ha confermato come Meloni e Salvini condividono la necessità di proseguire con determinazione sulla strada del rilancio infrastrutturale dell'Italia, dedicando massima attenzione a un nuovo e rilevante piano casa, che sicuramente, come dice Meloni, sottende un approccio culturale particolare e diverso rispetto, diciamo, al luogo comunismo di sinistra attorno alla famiglia. Però ancora più a monte, qui vorremmo concentrarci invece proprio sulla casa. Ora, i dettagli ovviamente di questo grande piano li scopriremo in corso d'opera quando assumerà le prime vesti operative. Già sappiamo che andrebbe a parare anzitutto sulle giovani coppie che vogliono costruire un futuro di cui la casa è una delle premesse fondamentali. Ma la questione culturale a monte è già evidente. Sì, perché la casa è stata negli ultimi decenni un vero e proprio feticcio negativo della retorica, ahimè anche dell'azione concreta di governo della sinistra. La casa è sempre stata percepita dai vari governi, diciamo, o di sinistra o tecnocratici, poi travestiti, perché di fondo proseguivano un mainstream di sinistra, soprattutto su questi temi. Per tutti costoro la casa era anzitutto un'ennesima fonte da spennare, da tassare, da ipertassare, da cui ricavare risorse per il bilancio dello Stato e alimentare una spesa pubblica fuori controllo. Quindi anzitutto un bene di saccheggio. La casa è stata concepita proprio culturalmente dai governi di sinistra, tant'è che il proprietario di casa nella retorica anche degli intellodi complemento equivale al ricco, no? Al ricco borghese benestante, colpevole di essere tale, tra l'altro, quando spesso non è così, quando spesso la casa, la prima casa, la piccola casa di partenza per costruire una vita è il primissimo frutto del sacrificio, anzitutto dei ceti medio-bassi, ma sono ceti che la sinistra usa nella retorica ma non riconosce più nella vita quotidiana. Quindi anzitutto fonte da tassare e indice di colpevole ricchezza. Dopodiché bene secondario, non bene primario. Sì, perché quando tu non presidi
in modo totale il diritto alla proprietà privata, in questo caso a disporre del proprio immobile, della propria casa, come hanno fatto tutti i governi recenti pre-decreto sicurezza, per capirci, quando tu accetti le occupazioni abusive trascinate per anni, il fatto che fosse normale che dei proprietari di casa non fossero in condizione di tornare in possesso della medesima, magari vivendo in condizioni disagiate, non in altre 800 ville, premesso che sarebbe stato comunque grave. Quindi come un bene secondario da sacrificare sull'altare dell'accoglienza verso l'immigrato, spesso occupatore di case, del buonismo culturale generico, perché poi spesso la sinistra non è andata più in là di questo. In ogni caso, o fonte da tassare, indice di ricchezza colpevole, oppure bene secondario rispetto al diritto di chiunque di decidere che quello lì è il mio tetto sulla testa, in barba al proprietario della casa. Beh, un grande piano casa annunciato dalla Presidente del Consiglio, confermato dal Ministro Salvini, indica, suggerisce anzitutto, ed è la cosa più interessante ad oggi, un totale ribaltamento di paradigma culturale. La casa è il primo bene da difendere, il primo mattone di costruzione di un avvenire, anzitutto per le famiglie normali, impiegati, operai, lavoratori, so che questa parola è sparita dall'alfabeto mainstream, ma esistono ancora, insomma è l'abbozzo di futuro degli italiani da tutelare. Scopriremo i dettagli operativi, ma intanto salutiamo con grande favore la svolta culturale. Grazie a tutti, a presto.